portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Assessore Bini, si conclude la fase commissariale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Ussacorno. Finalmente, mi verrebbe da dire, sono passati diversi anni e ora abbiamo messo davvero fine a questa fase commissariale con la possibilità conseguente di rilancio di un'importante zona industriale del Friuli Venezia Giulia. Con il passaggio giuntale di oggi appunto si chiude la fase commissariale e si parte con tutta una serie di possibili investimenti sia per quanto riguarda l'infrastrutturazione della zona sia anche per quanto riguarda insediamenti produttivi nella stessa. Assessore, ripartono gli eventi natalizi organizzati dalle Proloco del Friuli Venezia Giulia, eventi con al centro i presepi e che riscuotono quest'anno un aumento di adesione e di partecipazione. La tradizione dei presepi è sempre stata molto forte in Friuli Venezia Giulia, insomma, siamo reduci da un weekend, importantissimo weekend in Vaticano, dove abbiamo avuto l'onore di stringere la mano al Santo Padre, dove abbiamo avuto l'onore di inaugurare quello che è il presepe il presepe di Sutrio, fatto da 11 artisti del Friuli Venezia Giulia, è ubicato in piazza San Pietro. Le Proloco del Friuli Venezia Giulia in questi 19 anni, 19 edizioni, hanno fatto crescere questa bellissima iniziativa, di fatto oramai presente e radicata in tantissimi paesi del Friuli Venezia Giulia, dove arte, cultura, tradizione, maestria dei tanti artisti barra artigiani della nostra regione vengono messe in mostra. E poi insomma, un evento che sta crescendo di anno in anno anche in merito alle presenze dei visitatori, 110.000 visitatori l'ultima edizione, quest'anno si conta di aumentare, la contaminazione nelle scuole, anche lì circa 30 scuole in più rispetto all'edizione precedente, un bel esempio del fare da parte delle fortissime Proloco del Friuli Venezia Giulia. Assessore Gibelli, una ulteriore iniziativa per il centenario di Pierpaolo Pasolini. È una bellissima iniziativa che fa il Comune di Gemona, che si sta caratterizzando tra l'altro per delle interpretazioni particolari che dà sulle nostre tematicità. L'aveva già fatto con Dante, lo fa oggi con Pasolini e lo fa con un artista del nostro territorio che si chiama Emanuele Barison, che è noto per essere il disegnatore di Diabolic e di Tex, ma che ha fatto l'icona degli eventi pasoliniani che faranno a Gemona. Mi sembra una bella conclusione dell'anno pasoliniano, che ci ha visto decisamente protagonisti, d'altra parte era dovuto da parte nostra, oltre che come dire, sentito e meritato, e lo fa utilizzando anche l'arte di una persona che conosce benissimo Casarsa, conosce benissimo Sacile e tutti i luoghi nei quali Pasolini ha vissuto e creato. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.